Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. È cominciata oggi l'udienza preliminare del processo sullo scandalo dei bandi sanitari che vede tra gli imputati gli ex assessori regionali Ruggero Razza e Antonio Scavone. Il giudice dell'udienza preliminare di Catania ha inoltre accolto la richiesta di costituzione di parte civile dell'Ordine dei Medici, il Policlinico e l'ospedale Garibaldi. Suo figlio è stato arrestato. Con queste parole un'anziana è stata truffata a Palermo da un uomo che si è finto poliziotto e poi l'ha derubata. La donna, pur di assicurare la libertà al figlio, ha consegnato al ladro 700 euro in contanti e gioielli. Ennesimo incidente a Palermo ed esattamente in via Libertà, dove un pedone è stato travolto da uno scooter. Vittima del sinistro un 63enne soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Sofia, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Arrestato un 35enne a Caltanissetta, l'uomo si era presentato in questura per denunciare lo smarrimento del documento di riconoscimento, ma è finito in manette. Era infatti ricercato e doveva scontare una pena di 6 mesi di reclusione per furto aggravato. Chiudiamo col meteo. Diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani l'allerta gialla su quasi tutta l'isola tranne Palermo, Trapani e Agrigento. Le temperature sono in discesa con punte di 30 gradi. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci.